Eccoci insieme anche oggi per una di quelle puntate che ci riempiono di particolare orgoglio. Infatti, grazie anche alla sapienza tecnica del collaboratore, del mio collega Andrea Barbato in regia, ci colleghiamo con l'Uganda, precisamente con la capitale Kampala, dove c'è Costantino Tessarin, che è un operatore turistico veneto-polesano per la precisione, ma è là, tra l'altro, anche uno dei promotori e anche fondatore di un'associazione per la difesa di una foresta pluviale per la quale si sta battendo, insomma, con veemenza da tempo. Detto ciò, però, prima di arrivare a parlare della battaglia ambientalista, vorrei chiedere a Costantino come si sta vivendo in Uganda, in particolare a Kampala, il tempo del Covid, vale a dire se la pandemia ha raggiunto anche il paese africano e com'è la struttura sanitaria e la risposta che viene data. Grazie Fabrizio e buongiorno. Mi trovo a Kampala, la capitale dell'Uganda. Dal 1° di ottobre il paese ha riaperto i confini e gli aeroporti, voli internazionali, in cui è possibile viaggiare. Ecco, e per fortuna la situazione della diffusione della pandemia in questo paese è stata ed rimane abbastanza contenuta. Parliamo di un numero intorno ai 100 persone massimo, diciamo, che al giorno vengono valutate come positive e non risultano esserci molte incidenze sui servizi di terapie intensive, che oltretutto non sono molto sviluppati qua in Uganda, laddove il governo ha solo un ospedale a disposizione per ciascuna regione, mentre gli ospedali privati fanno un po' il pieno del servizio di referto. Quindi siamo abbastanza positivi che in questo periodo, come si è visto, ecco, la pandemia non ci sta dando particolari problemi. Ecco, ma se Costantino è positivo per la sanità ugandese, non altrettanto purtroppo forse deve dirsi per questa battaglia che sta combattendo a tutela di una foresta pluviale, perché a 900 ettari appunto di foresta tropicale che ospita un preziosissimo tesoro di biodiversità, rischiano di essere rasi al suolo per fare spazio ad una piantagione di canna da zucchero. La zona in questione è una parte della foresta di Bugoma, un'area verde di 411 km quadrati nel distretto di Kikube, a 250 km a nord-ovest della capitale Kampala. Un ricchissimo patrimonio naturale in cui sono presenti anche numerose specie animali, tra cui scimpanzé, elefanti e uccelli rari. Prima, insomma, nelle chiacchiere che hanno preceduto il collegamento, si diceva però che, ahimè, la deforestazione è già iniziata. Sì, purtroppo è già dalla fine di agosto che ci sono le ruspe dell'operatore Oima Sugar che hanno cominciato a deforestare. Ecco, e questo è dovuto al fatto che nel mese di agosto, al termine di tanti anni di battaglie legali, l'ente governativo per la protezione dell'ambiente, si chiama NEMA, ha concesso proprio un'approvazione a poter procedere con un progetto di piantagione della canna da zucchero nella foresta tropicale. Ecco, quindi attualmente siamo appunto in una fase di forti pressioni che cerchiamo di fare verso le istituzioni per bloccare il taglio della foresta. Ecco, sappiamo che sui circa 5.600 ettari che sono programmati, almeno 150 ettari sono già stati deforestati. Credo che chi ci ascolta se lo chieda, come mai un italiano in prima linea nella tutela della foresta pluviale? Dunque, io mi occupo di turismo e di ecoturismo in Uganda, ecco,
già dal 2005, quindi sono parecchi anni. In tutti questi anni ho sempre cercato di promuovere l'idea di turismo come ecoturismo di conservazione, cioè un modo positivo e adeguato per portare sviluppo in questa zona dell'Africa, che ovviamente è, appunto, ha forte bisogno di sviluppo, ma anche di protezione delle proprie importanti risorse. Nelle immagini credo si sia già visto, però ci sono anche molti indigeni che affiancano questa battaglia. Dunque, io sono ovviamente un italiano, quindi straniero in Uganda, e conosciuto e quindi anche reputato, diciamo, capace di questo tipo di battaglie proprio per la mia esperienza nel turismo. Questa esperienza non è recente, cioè, occorre dire che già dal 2014, quindi qualche anno fa, siamo proprio partiti, ho deciso di partire con una associazione che fosse proprio preposta a conservare questa foresta, la foresta di Bugoma, in quanto appunto è già da molti anni che, pur essendo una foresta molto importante, dove si trovano per esempio gli scimpanzé ed altre scimmie in pericolo di estinzione, tuttavia era appunto poco protetta dagli enti preposti, ovvero gli enti governativi, essendo questa una foresta appunto governativa. Ecco, quindi questa associazione, che si chiama l'Associazione per la conservazione della foresta di Bugoma, è stato un po' l'inizio di un percorso che appunto nell'ultimo anno, quindi quest'anno, ha portato alla campagna di conservazione. Quindi se l'associazione è stata fondata da me e la campagna è stata fondata da me, ovviamente strada facendo e per fortuna si incontrano tantissime risorse di organizzazioni e di individui, quindi ugandesi, locali, che hanno un forte interesse per una visione come la mia, diciamo di uno sviluppo più sostenibile, e che quindi tutti insieme ci siamo appunto potuti mettere insieme per concordare tutta una serie di azioni. Vorrei anche dire che è anche paradossale che proprio io, che ho cercato in tutti questi anni di portare una visione di sviluppo sostenibile attraverso un turismo di un certo modello, mi trovo proprio a combattere contro la peggiore delle ipotesi di uno sviluppo che è totalmente l'opposto, ovvero di poter addirittura prevedere senza nessun atto parlamentare o governativo, di togliere e radere al suolo una foresta che è riserva, protetta, e che quindi già è anche importante per uno sviluppo, per esempio turistico, per motivi diciamo quasi futili, come potrebbe essere la produzione della canna da zucchero. Il fatto che sia una riserva protetta è stato superato con un cavillo burocratico, mi pare d'avere inteso. Questo è ancora proprio uno dei punti che vengono ovviamente contestati da tutti quelli che ne sono coinvolti. Di fatto una riserva protetta viene dichiarata tale dal Parlamento e quindi solo il Parlamento a sua volta potrebbe legiferare per togliere lo status di riserva protetta. Però in questo caso, molto probabilmente a causa delle pressioni della lobby dello zucchero, è stata una corte, ovvero un tribunale, quello di Massindi, che è la cittadina che ha competenza territoriale su questa regione, che ha emesso una ordinanza nella quale dice che il regno locale, ovvero il regno del Bunyoro, che è appunto un'istituzione dal punto di vista culturale, dove si trova la foresta, ovvero che il regno del Bunyoro, per precedenti ragioni storiche, quindi precedenti proprio anche alle istituzioni della Repubblica, aveva un diritto su una parte del territorio, e quindi questa parte del territorio coincideva paradossalmente con una parte della foresta protetta, ed è questo stato sufficiente per avviare poi il procedimento per poter arrivare anche
all'ente governativo per la protezione dell'ambiente a concedere un'autorizzazione a procedere. Ovvero c'è qualcosa che non quadra, decisamente non può essere questo un procedimento legale e sufficiente per poter passare da una riserva di Stato protetta, oltretutto appunto anche di una estrema importanza, al fatto che non esista più questa riserva. Quindi questo è proprio uno dei punti in questione, così come non sono mai state rese pubbliche dal governo, quindi anche dal Ministero, le mappe cadastrali, cioè le mappe che appunto determinano per iscritto quale era la zona di riserva confermata dalla legge del Parlamento. Il fatto che non siano state rese pubbliche queste mappe e che nel frattempo ci sia, diciamo, un regno, ma soprattutto un investitore che sta tagliando una parte della riserva, penso che siano non delle coincidenze, ma che appunto sia una strategia di pressioni economiche e quindi anche politiche per diciamo, fare fuori e quindi distruggere questa risorsa per motivi diversi. Ancora un minuto per sapere quali saranno i prossimi vostri passi. Insomma, si sta crescendo anche un'attenzione internazionale verso la salvaguardia di una foresta pluviale che, è bene ricordarlo, al di là dei confini nazionali, però è un patrimonio dell'umanità indispensabile come tante altre per il microclima del mondo. Certo, come vedete anche alle mie spalle è in atto una campagna di boicottaggio della OIM Sugar, quindi contro lo zucchero, sia quello sul mercato locale ma anche in generale, contro appunto questo marchio, questo nome. Inoltre è in atto una pressione a livello del Ministero dell'Ambiente dell'Uganda che su anche diciamo, incoraggiamento della delegazione dell'Unione Europea qui in Uganda sta un po' rivedendo le questioni. Una delle questioni che stanno rivedendo è proprio quella delle mappe del parco, della riserva. Cioè, sembrerebbe che questo potesse aprire un po' una questione che sembrava chiusa. Inoltre si stanno aggiungendo anche altre diciamo, istituzioni, per esempio l'Unione delle Chiese in Uganda e altre organizzazioni contro il cambiamento climatico che stanno appunto prendendo a cuore questa questione e rendendola quindi non più solamente locale, territoriale, ma addirittura globale. Un'altra di movimenti, per esempio, è Extinction Rebellion, che è un movimento internazionale, è appena entrato, fa parte della nostra, diciamo, del nostro gruppo della campagna. Quindi diciamo che nonostante la situazione sia difficile, la nostra intenzione è quella di andare avanti, sia riaprendo questioni legali, sia continuando con una forte pressione nelle istituzioni preposte per poter cambiare l'ago della bilancia che al momento ha sempre peso, diciamo, a favore della lobby della canna da zucchero e riportarlo su un discorso di maggiore legalità, perché a nostro parere è proprio la legalità che qui è venuta a mancare attraverso quello che noi vediamo come tutto un procedimento dove influenze politiche e corruzione sono stati centrali. Grazie, per ora salutiamo Costantino Tessarin, abbiamo portato il nostro piccolo tassello per contribuire a far conoscere la sua battaglia tra i leader dell'associazione per la tutela della foresta di Bugoma in Uganda. Ci siamo collegati con Kampala, ricordiamo una foresta pluviale che rischia di essere distrutta per fare spazio alle coltivazioni di canna da zucchero. Buon lavoro a Costantino Tessarin e cercheremo, insomma, per quanto c'è possibile, di stare vicino a lui e alla sua battaglia. Grazie a tutti, alla prossima. Buona giornata.